Atlantide era un'isola più grande della Libia e dell'Asia messa insieme secondo il racconto di Platone. Un'isola in cui si facevano 3 raccolti all'anno per via del clima eccezionalmente mite. Un'isola ricca di metalli, dalle vene d'argento, così la racconta Platone, con una società già antica per gli antichi, che addirittura sfidò la potenza di Atene, ne rimase sconfitta e scomparve sott'acqua per sempre, tranne che nella memoria degli uomini che hanno continuato a inseguire questo mito per anni. Oggi nuovi studi e nuovi dati ci permettono di fare ipotesi alternative a quelle che abbiamo visto in passato e a domandarci se per caso l'isola di Atlante non fosse più vicina di quanto abbiamo mai immaginato. Abbiamo deciso di riaprire l'indagine su quello che è il mito più antico, più persistente nella storia degli uomini. Scoprire se si tratta soltanto di un mito o di qualche altra cosa. L'isola di Atlante. E abbiamo deciso di ripartire proprio da qui, dalla Sardegna. Perché qui ci sono gli insediamenti più antichi che siano conosciuti ormai nell'intero Mediterraneo, perché qui noi abbiamo già raccontato una storia che riguardava Atlantide, l'isola di Atlante, e abbiamo visto che forse c'era una spiegazione clamorosa rispetto a quanto si era affermato fino ad allora. Ci sono dei dati nuovi che ci permettono di riaprire questa indagine e per ripartire abbiamo deciso di andare in un'isola in cui ci sono insediamenti ancora più antichi, i più antichi di tutto il Mediterraneo. Siamo andati a Malta e abbiamo cercato di vedere se c'è qualche attinenza fra quelle grandi strutture costruite nell'isola e il mito di Atlante. Da lì abbiamo cominciato un'indagine che ci ha portato dei risultati inaspettati. Racconta una leggenda che in un'epoca antichissima, precedente alle prime civiltà conosciute, un popolo inventore di tecnologie strabilianti vivesse su un'isola chiamata Atlantide. Atlantide era pianeggiante e fertile, estesa come l'Asia e la Libia messe insieme. Al centro dell'isola sorgeva un palazzo circondato da fossati. Era un'isola piena di ricchezze, creata dalla discendenza del dio greco Poseidone. Gli abitanti di Atlantide adoravano i tori, viaggiavano sugli elefanti e mangiavano noci di cocco. Quando le loro qualità divine cominciarono a scemare, divennero avidi e violenti. Terremoti e inondazioni colpirono l'isola e Atlantide scomparve nelle profondità del mare nel breve spazio di un giorno e di una notte. Tutto ciò è solo frutto della fantasia o si basa su qualcosa di realmente accaduto? È Platone, il grande filosofo greco, a parlare di Atlantide. In 2 dei suoi dialoghi filosofici, il Timeo e il Crizia, descrive il continente perduto di Atlantide. I suoi dialoghi sono diventati una specie di mappa del tesoro, tramandata per generazioni. Platone descrive Atlantide come collocata davanti a uno stretto chiamato le colonne di Ercole, tradizionalmente identificato con lo stretto di Gibilterra, che collega il Mediterraneo all'Oceano Atlantico. Per tutti noi le colonne d'Ercole sono situate nello stretto di Gibilterra. Ebbene, la settimana scorsa un convegno a Roma organizzato dall'Accademia dei Lincei le ha spostate nel canale tra la Sicilia e la Tunisia. Come primo risultato di questo spostamento prende corpo l'ipotesi che la mitica Atlantide fosse in realtà la Sardegna.